Andiamo subito a Venezia, dove per noi c'è Paola Marinozzi. Buonasera a tutti. 180 persone hanno trascorso il Ferragosto almeno qualche ora all'interno di questa meravigliosa struttura gotica, un edificio patrizio si può dire, la Cadoro, così si chiama. Prego, venite, ci sono altri visitatori che continuano a entrare e ci vedevano, si sono spaventati. Allora andiamo appunto a parlare, a visitare questo contesto meraviglioso architettonico. Siamo con la dottoressa Pasqualin, che fa parte della direzione dei musei veneti regionale. E allora, qual è la bellezza e l'importanza di questa casa e cosa contiene, quali sono i suoi tesori? Beh, questa Cadoro è un bellissimo palazzo gotico costruito nel 1421 da Marino Contarini. E la bellezza è che è rimasto un edificio gotico e per fortuna il barone Giorgio Franchetti a fine dell'Ottocento la acquistò per renderne una galleria quasi personale, per porvi le proprie opere e i propri arredi, oggetti che amava acquistare, che amava collezionare. E nel far questo è riuscito a riportare questo edificio alla vera bellezza veneziana, diciamo, quasi quell'ideale atemporale che sognava di ricreare. Ecco, vediamo anche la scalinata intanto, sono visitatori che stanno scendendo perché poi siamo quasi in orario di chiusura. E tra l'altro passano da una porta non centrale, no? Cioè questo è stato un po' un percorso ideato proprio in questa situazione di sicurezza. Sì, questo è il percorso creato adesso, per questo momento, che è un percorso a senso unico, potremmo dire, che però consente di poter vedere delle cose eccezionali in questo museo. Anche il fatto di uscire, per esempio, dal portone principale di questo palazzo, che di solito è sempre chiuso, rende il visitatore come un privilegiato, quasi un ospite particolare, personale del barone Franchetti, che viene accompagnato quasi alla porta, e è sicuramente una situazione unica. E diciamo che intanto è conservato all'interno anche di una cappella, no? di una situazione costruita appositamente per questo quadro meraviglioso del Mantegna, il dipinto su San Sebastiano. Una delle eccezionali opere contenute qui è proprio San Sebastiano di Andrea Mantegna, una delle prime opere che il barone Franchetti volle e per il quale costruì proprio una cappella apposita, quasi voler pensare a una cappella di una casa patrizia. E sempre a proposito di Franchetti, ecco, noi dobbiamo guardare questo mosaico su cui camminiamo, perché è vero, veramente l'ha fatto lui, cioè... Sì, Franchetti ha voluto creare questo mosaico, ha creato i disegni, ha deciso come poterlo disporre e un biografo racconta che chi passava per il portone aperto vedeva un signore a quattro zampe per terra con delle suole da scarpe legate alle ginocchia, che metteva pezzo per pezzo ogni singolo mosaico dove voleva, sceglieva il colore, sceglieva il pezzo, lo tagliava. Insomma, una casa bellissima. Come l'ha voluta lui. Come ha voluta lui, allora una casa bellissima, vi invitiamo a visitarla anche nei giorni ovviamente prossimi. Il biglietto costa soltanto 6 euro. Bene, grazie, 6,50 € per la precisione. Grazie, arrivederci.